Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo nell'albergo che ha ospitato gli amici di Omisali e questo gemellaggio, da quanti anni dura questo gemellaggio? 28 anni. Ieri abbiamo fatto il 28 anni di gemellaggio. Ecco, da questo gemellaggio sono nate molte cose culturali, anche molti amori sappiamo. Sì, anche questo, anche molti amori. Molte amicizie e i cori si hanno messi insieme come un buon, bravo interesse fra un coro e l'altro coro e speriamo che questo andrà ancora avanti così. Ecco, lei quando ho chiesto di fare l'intervista mi ha detto non parlo bene l'italiano. No, non parlo Se bene. io parlassi il croato come lei parla, un 5%, sarei contentissimo, complimenti. Io parlo bene solo quando non sono in una compagnia che sa parlare meglio di me. Quindi vuoi fare bella figura sempre, sì. Brava. Comunque grazie, complimenti veramente, ringraziamo. Adesso andiamo a Chioggia e poi ritorniamo a Taglio di Po e domani mattina partiamo per Omisali. Buon viaggio e naturalmente la ringrazio io da Tagliorese per questo gemellaggio che secondo me è importante per unire due popoli che fondamentalmente si amano. Grazie. Con Davide Marangoni, l'assessore di Taglio di Po, che rappresenta appunto il comune in questo gemellaggio, quanto è importante conservare dopo 28 anni questa amicizia con questo paese croato? Beh, diciamo che è molto importante, anche perché insomma viene sempre ribadita questa forte amicizia che nasce per male da un evento drammatico come quella della guerra che c'è stata nei primi anni 90 e ribadirla significa, come dire, aumentare i legami non solo di amicizia ma anche come dire, di collaborazione per quanto riguarda tanti tipi di attività. Diciamo che è un gemellaggio, se si pensa a 28 anni, è una sorta di generazione di mezzo ci sta, per cui adesso si tratta di tramandare a nuove generazioni il significato per il quale è nato il gemellaggio. Con Oriano Moschini che diciamo è un po' l'artefice di questi incontri da un bel po' di anni, assieme a Crepaldi che ricordiamo essere stato forse il promotore di questo gemellaggio. E anche a lei chiediamo prima di tutto quanto è importante e secondo, se visto che ha parlato di nuove generazioni, le nuove generazioni tagliolesi se sentono questa amicizia. Diciamo che importante e importantissimo perché unisce amicizie tra popoli diversi e amicizie che durano da circa 30 anni e questo già la dice tutta, ecco, sul rapporto che abbiamo. Quanto ai giovani, la normalità dei giovani anche da Omisali non è, diciamo, molto disponibile, disponibile a questo rapporto, però quando andiamo là troviamo dei giovani molto educati che parlano, ci ricevono sempre con infinita gioia, ecco. È sempre un po' più duro, diciamo, fare questo gemellaggio, ma troviamo sempre degli sponsor molto interessati a questa amicizia che diciamo annualmente ci onorano di dare degli omaggi molto importanti del nostro territorio alla comunità d'Omisali, cosa che avviene quando noi andiamo a trovare loro, ecco. Ci omaggiano sia con omaggi reali e sia anche con tanto di cuore, ecco, perché vediamo che ci ricevono a braccia aperte come noi li riceviamo a braccia aperte. Perfetto, quindi lunga vita a questo gemellaggio e grazie a voi amministratori che continuate. Come hai detto tu all'inizio, ringrazio anche, che non è qua presente, ringrazio Giuseppe Crepaldi che è stato lui il promotore di questi incontri e grazie alla sua buona volontà riesce a mantenere per tutto l'anno dei contatti con i nostri amici, insomma.